Doti, la sua stazza, la battuta, il pallone tagliato sotto porta, un tiro di Tarallo e proprio Tarallo porta il pareggio in casa padovana, il tap-in di Tarallo che mette appoggia De Franceschi, solita filastrocca, Miglietta senza velocità, senza Cavola, De Franceschi mette in mezzo, sì, c'è il gol di Russo, azione di De Franceschi e gol di Russo al 30° del secondo tempo. Vedete
le partite come cambiano. Azione di De Franceschi sulla fascia sinistra, in mezzo arriva Russo e porta in vantaggio il Padova. Padova 1, Venezia 0, e davvero ci voleva questo per i giocatori biancoscudati. Poi a 18 metri, posizione pericolosissima, parte Anaclerio di dentro, girare, rete, un gol straordinario, Anaclerio 1-0, traiettoria girare che ha saltato la barriera, è andato a infilarsi all'incrocio dei pali, Padova in vantaggio al 15° minuto, un gol capolavoro di Giuseppe Anaclerio. Calciata da Giuseppe Anaclerio,